Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG, l'informazione dal Veneto e del Veneto. Anche oggi menù ricco perché avremo tanti collegamenti dal territorio, Padova, Venezia, Vicenza, tante notizie, tanta cronaca, tanta attualità. Però iniziamo subito presentandovi l'ospite che abbiamo qui in studio, è il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. Buonasera vicepresidente. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui con Nicola Finco per fare un attimino il punto della situazione legato alla situazione sanitaria, ma legato anche e soprattutto a quello che sta succedendo nell'ULSS 7 Pedemontana, perché chi segue i nostri telegiornali, i nostri momenti di informazione, siete tantissimi perché ci avete sommerso di email, telefonate e segnalazioni, saprà che è sulla bocca di tutti la decisione del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, di chiudere il reparto di senologia all'ospedale San Bassiano. Una decisione e una scelta che ha mosso non solo immediatamente l'opinione pubblica, ma anche la politica. Perché? Perché si tratta di salute, si tratta di un servizio dato ai cittadini, in questo caso alle donne, del nostro territorio. Quindi cerchiamo un attimo anche di riepilogare, vicepresidente, quello che è successo, di fare ordine. Perché? Perché oggi poi è un giorno importante in quanto lei presenterà un'interrogazione in Consiglio in Regione per fare luce su questa scelta. Sì, allora dobbiamo un po' partire dagli inizi. L'USD di senologia è stata prevista ancora nel 2019, quando in Consiglio abbiamo fatto le nuove schede ospedaliere, che sono le schede che vanno a identificare all'interno di ogni ospedale che tipo di reparti mettere, che tipo di apicalità. Si era deciso anche di introdurre, proprio su richiesta delle tante donne in cura presso la struttura di Bassano, ma anche su richiesta dei sindaci, delle associazioni oncologiche del territorio, di inserire questa importante unità semplice dipartimentale di senologia. Un'unità che ha sempre funzionato bene grazie all'equipe, anche al lavoro del team fatto all'interno del San Bassiano, che ha portato ovviamente molte donne a curarsi all'interno del nosocomio cittadino ed evitare anche fughe verso altri ospedali. E in concomitanza si era creato anche il primariato di senologia all'interno dell'ospedale di Sant'Orso. Però una struttura non andava ad escludere l'altra, erano due strutture che, così come noi le avevamo previste a livello regionale, dovevano camminare assieme anche per evitare un sovraccarico di lavoro di una struttura, cioè quella di Bassano, piuttosto che di quella di Sant'Orso. Quindi scelta fatta, inserita all'interno delle schede regionali, approvata dal Consiglio, approvata dalla Giunta. E ovviamente ho saputo da voi, dai media in questi ultimi giorni, che all'ultimo dell'anno, il 31 di dicembre, la direzione ha deciso di sopprimere questa unità semplice dipartimentale di Bassano del Grappa. E la cosa ovviamente ha dato parecchio fastidio ovviamente all'utenza, alla cittadinanza, ma sinceramente anche al sottoscritto e a coloro che si sono dati da fare per inserire questo tipo di struttura, perché sappiamo l'importanza di una struttura del genere soprattutto per le donne che sono in cura, perché durante questo tipo di percorso la donna deve essere seguita dall'inizio fino alla fase post-operatoria, e sappiamo quanto importante è avere un punto di riferimento fisso, dei medici che conoscono tutto l'iter, però questo ovviamente è stato tolto da Bassano del Grappa. Su questo ovviamente chiedo chiarezza, ma soprattutto chiedo di ripristinare l'unità senologica di Bassano del Grappa, perché è prevista dalle schede ospedaliere, e siccome la programmazione regionale degli ospedali non la fanno le direzioni, non la fanno i tecnici, ma la fa la politica, chiedo che questa struttura venga immediatamente ripristinata. Per questo oggi ho depositato un'interrogazione in Consiglio regionale e chiederò ovviamente anche all'assessore Lanzarini di intervenire, e conseguentemente depositerò anche una mozione per impegnare tutto il Consiglio regionale a dare un'indicazione chiara alla Giunta, che è quella di mantenere quanto previsto dalle schede ospedaliere. Non è una battaglia di parte, non è una battaglia di un colore politico piuttosto che di un altro, ma è una battaglia per garantire dei servizi di prima qualità
ai nostri cittadini e in questo caso alle tante donne che hanno bisogno ovviamente di cure immediate ma soprattutto di altissima qualità. Una precisazione giusta, doverosa, non è una battaglia di parte, non ci sono partiti politici, non ci sono simboli o ideologie. Qui si parla di sanità, si parla di un servizio di salute dei cittadini. E allora, Vicepresidente, allargando un attimo il discorso alle tante segnalazioni, perché noi quotidianamente diamo voce alle segnalazioni dei cittadini che parlano di una disorganizzazione dell'ULSET, nel senso problemi con il rispetto delle distanze nei centri tamponi, con le lunghe file d'attesa, con una serie di problematiche legate proprio al sottoporsi allo screening. La politica in questo caso che cosa sta facendo? Beh, allora è comprensibile che in un momento come questo, insomma, stiamo vivendo questo momento di pandemia e quindi tutte le strutture ospedaliere sono sotto stress. L'ULSET però insomma è un ULS che sta vivendo un momento serio di difficoltà e lo vediamo dalle tante segnalazioni, perché arrivano a voi ma arrivano anche a noi insomma, che rappresentiamo il territorio. E su questo ovviamente noi stiamo intervenendo, io principalmente con gli strumenti che ho, quindi sollecitando l'assessore, che poi di conseguenza deve sollecitare le direzioni ad organizzarsi meglio. Ovviamente anche sappiamo che non tutto insomma, si può affrontare nel migliore dei modi, soprattutto anche in questo periodo di gran numero di tamponi, insomma tutte le strutture sono sotto pressione, però a volte insomma basterebbe anche poco per migliorare determinati servizi, quindi ben vengano le segnalazioni, perché queste ci danno anche modo poi di intervenire direttamente e cercare di migliorare i disservizi che quotidianamente si verificano. E allora, prima del nostro break pubblicitario, commentiamo insieme al Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco i dati che ci arrivano da Azienda Zero. Sono i dati relativi al report di questa mattina, alle variazioni rispetto alle ultime 24 ore. In Veneto il delta dei casi positivi, come possiamo vedere insieme, fa segnare un più 7.492 casi. Chiaramente c'è di mezzo la domenica, quindi insomma sono i dati del lunedì sempre da analizzare in maniera contestuale. Comunque 7.492 casi positivi in più fa ben sperare quest'altro dato, quello relativo alle terapie intensive, che fa segnare un meno 5, mentre le ospedalizzazioni in area non critica un più 30. Vicepresidente, come sta andando, diciamo, rispetto anche alle vostre previsioni, rispetto anche alla tabella di marcia nella gestione di questa emergenza, come stanno andando le cose, come commenta questa curva dei contagi che continua a salire? Purtroppo i numeri li vediamo, insomma, i contagi continuano ad aumentare e stiamo pagando insomma, sostanzialmente un po' adesso quelle che sono state le festività, quindi per quanto poco, anche se la gente magari lo scorso anno eravamo tutti a casa, quest'anno la gente ha avuto la fortuna di muoversi, per quanto poco insomma i contagi ci sono stati e oggi è una settimana di distanza e vediamo insomma che i numeri stanno aumentando, però la cosa che a noi preoccupa di più è la riapertura oggi delle scuole, una riapertura in presenza. Abbiamo visto che le scuole sono uno dei principali insomma, elementi di contagio e di diffusione del virus, quindi anche questa scelta che ha visto anche un po' due fronti opposti, perché da una parte il governo che a tutti i costi ha voluto riaprire le scuole, dall'altra c'è una parte di governatori, di amministratori locali che chiedevano la DAD. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Certo è che oggi tutte le strutture ospedaliere sono in forte stress, in primis anche coloro che ci lavorano all'interno. E sicuramente la riapertura delle scuole in questo momento con i contagi così alti insomma, sicuramente fa preoccupare noi, ma fa preoccupare tutto il sistema della sanità per le prossime settimane, quindi l'unica cosa che ovviamente i ragazzi sono ritornati a scuola, il consiglio che continuiamo a dare a tutti i cittadini è di usare la massima attenzione e tutte le precauzioni, perché vediamo come stanno crescendo in maniera impressionante i contagi. Fortunatamente gran parte delle persone non hanno nessun tipo di fastidio, nessun tipo di sintomo, però purtroppo c'è qualcuno, una percentuale seppur ridotta, che però finisce in terapia intensiva e finisce in ospedale, quindi noi dobbiamo pensare sì a garantire delle cure a loro, però ricordiamoci che abbiamo tante altre persone che necessitano di altre prestazioni mediche, necessitano di cure, di visite e quant'altro, e quindi
è giusto che gli ospedali comunque possano continuare a lavorare, però di certo è che con l'aumento dei contagi per per andare incontro alle tante esigenze del Covid purtroppo rischiano di saltare tante altre prestazioni. E allora noi ringraziamo Nicola Finco per essere stato in nostra compagnia, per averci aggiornato anche su quello che è la parte operativa della politica in merito alla decisione di chiudere il reparto di senologia all'ospedale San Bassiano e alle problematiche di organizzazione dell'ULSS 7. Noi a questo punto diamo ancora una rapida lettura a quelli che sono i dati che ci ha fornito Azienda Zero, semplicemente perché riepiloghiamo i 7.492 casi di positività in più rispetto a ieri, i 30 ricoveri in area non critica, le 5 terapie intensive in meno e dobbiamo segnalare, ahimè, altri 23 decessi rispetto alle ultime 24 ore. Noi adesso ci prendiamo un piccolo break, un momento di pausa, rientriamo fra meno di 2 minuti con collegamenti, notizie dal territorio, insomma rimanete con noi. Ben ritrovati a Focus TG, l'appuntamento con le notizie del Veneto e dal Veneto. Abbiamo sentito prima l'intervento qui in studio del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ha fatto il punto anche in maniera dura sulla situazione legata alla disorganizzazione nell'ULSS 7 Pedemontana, ma ha toccato anche l'argomento della riapertura delle scuole. In Veneto si riparte e allora in attesa di collegarci con Padova per parlare di questo e di tanto altro, vediamo insieme cosa dicono gli psicologi sulla appunto riapertura delle scuole e sulla DAD, su questo spettro tra virgolette che aleggia di nuovo nei nostri istituti scolastici. Secondo gli psicologi creerebbe delle disuguaglianze. Sicuramente la DAD è uno strumento che rispetto alla didattica tradizionale ha una serie di importanti limitazioni e le abbiamo viste appunto durante gli ultimi 2 anni, e quindi sicuramente la DAD è uno strumento che va utilizzato solo in situazioni di assoluta necessità. La DAD vista dal presidente dell'Ordine degli Psicologi Veneto alla vigilia della riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia. La preoccupazione è per uno strumento che ha dei limiti evidenti e che rischiano di aumentare i divari tra gli studenti. La DAD sicuramente presenta una serie di limitazioni importanti, in particolare nel lasciare ogni studente nella sua casa, nel suo contesto, con una riduzione di quelli che sono i collegamenti sociali e le reti sociali abituali all'interno appunto del gruppo classe, e questa è una limitazione importante. Oltretutto per i bambini più piccoli della scuola primaria, ad esempio, impatta anche in maniera importante sulle famiglie. I danni legati alla sospensione delle attività formative non sono immediati, chiedono anche 2 o 3 anni per emergere. I ragazzini che avevano magari delle difficoltà pregresse più importanti avranno un effetto negativo maggiore. Quelli che invece hanno buone reti familiari, non hanno bisogni educativi speciali e sono seguiti sufficientemente bene, avranno un effetto negativo minore. Questi anni di pandemia hanno comunque mostrato come bambini e ragazzi abbiano maggior capacità di adattamento alle situazioni emergenziali degli adulti. Un supporto psicologico all'interno delle scuole potrebbe aiutare giovani e giovanissimi. Un progetto era stato attivato per lo scorso anno scolastico. Purtroppo da questo non tutte le scuole lo hanno riprogrammato. Una alternativa possibile poteva essere quella di ragionare su un tempo di 1 o 2 settimane di DAD ben organizzata in questo momento, in modo tale da passare e far raffreddare il picco epidemico dei numeri enormi dei 200.000 contagi quotidiani di adesso, organizzandolo in maniera chiara, con un bel patto formativo con le famiglie e con il sistema scolastico, invece di trovarsi, appunto, come è probabile che ci si troverà in molte situazioni, già fra pochi giorni, con 1 o 2 positivi per classi, vista l'incidenza che c'è in questo momento a livello di popolazione, e di trovarsi in una lunga e complessa, confusa, caotica serie di situazioni di DAD eterogenee che attraverseranno trasversalmente il sistema regionale Veneto e tutto il sistema nazionale, creando molta più confusione, molta più ansia e molta più incertezza di quella che ci sarebbe stato con un patto chiaro e ben strutturato fin dall'inizio, ben focalizzato su un paio di settimane. Ci spostiamo, come promesso, a Padova, dove ci colleghiamo con la nostra collega Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara.
A tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, noi abbiamo introdotto il discorso relativo al ritorno in classe, alla riapertura delle scuole, abbiamo parlato di DAD, ma so che ieri è stato fatto uno sforzo importante, tanti tamponi, 200 tamponi ai bambini prima del ritorno a scuola. Parliamo, se non sbaglio, di San Pietro in Gu, comunque zona padovana. Aggiornaci su questo, Chiara. Sì, ti posso confermare questa notizia, Alex. Il comune di San Pietro in Gu ha organizzato questa mattinata, si chiamava Testiamoci, di tamponi gratuiti per i piccoli cittadini che hanno risposto, i piccoli cittadini del comune. 213, come dicevi tu poc'anzi, si sono presentati, 7 di loro sono anche risultati positivi. Il commento del sindaco Paolo Polatti è stato questo: abbiamo cercato di evitare almeno nei primi giorni delle quarantene delle classi. I bambini positivi sono andati in isolamento ma non sono rientrati all'interno della loro classe, dove ovviamente si poteva innescare la catena del contagio. Questo è accaduto a San Pietro in Gu, vedremo se ci saranno delle evoluzioni anche per altre zone della nostra provincia nei prossimi giorni, anche perché lo stesso governo ha annunciato la riapertura delle scuole, di mettere a disposizione dei fondi proprio per i testing all'interno delle classi. Nel frattempo, su questo ti aggiungerei anche che da parte dell'intera provincia di Padova, a cui parliamo, c'è stata una buona risposta a quello che era stato l'appello lanciato dalle autorità sanitarie per la vaccinazione dei più piccoli. Sappiamo che circa da metà dicembre è possibile il ciclo vaccinale contro il coronavirus anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, come in tutta la regione Open Day anche nel Padovano. In fiera a Padova si sono presentati quasi 900 bambini, quindi un numero davvero importante. Sappiamo che il vaccino almeno mette al riparo da quelle che sono le conseguenze gravi in una città come Padova, dove il numero dei contagiati resta molto alto e ci sono oltre 34.000 persone positive in questo momento. È la seconda provincia del Veneto per numero di contagi e di casi positivi. Assolutamente. Chiara, noi poi ci sentiremo più avanti nel corso del nostro Focus TG per approfondire anche gli aspetti legati alla cronaca. Ne approfitto perché da giornalista ma anche da genitore, che aria si respira? Quali sono un po' le sensazioni a Padova in questo giorno di ritorno in classe, di riapertura delle scuole? Genitori, famiglie sono preoccupati? Allora, la preoccupazione obiettivamente c'è. Un collega leggeva il commento sui social di un'amica insegnante che raccontava come su un tot di alunni alcune classi ne avessero addirittura la metà presenti questa mattina, come ci siano anche molti insegnanti ma anche operatori scolastici che in questo momento sono positivi o sono in quarantena. Io stesso ho fatto un tampone di fiere quarantena a mio figlio la scorsa settimana e vi assicuro che se lui per fortuna il risultato negativo, ero circondata da persone che ahimè si ritrovavano positive, quindi davvero la presenza del virus è molto alta in questo momento. Peraltro ricordo che su questo fronte da mercoledì 12 gennaio in tutti i punti tampone dell'ULSS 6 Euganea sarà necessaria la prenotazione. Vi abbiamo raccontato, lo abbiamo raccontato anche insieme, Alex, di quali siano state anche le code in questi giorni, delle code davvero molto lunghe. Allora, da parte delle autorità sanitarie c'è anche l'appello a rivolgersi eventualmente anche alle strutture ovviamente private accreditate alle farmacie, ma per chi ha necessità ovviamente di un tampone proprio dall'ULSS, per esempio quello di fine quarantena, ecco, da mercoledì 12 gennaio all'interno del portale dell'ULSS 6 è possibile fare la prenotazione. I tamponi saranno eseguiti solo su prenotazione, ci sono anche dei numeri sempre all'interno insomma del sito dell'ULSS a disposizione per chi avesse difficoltà a fare le prenotazioni, così come già accade ormai da circa un mese per l'azienda ospedaliera di Padova, dove si accede con prenotazione. Anche tutti i punti dell'ULSS 6 saranno ad accesso su prenotazione. E allora, sempre precisa e puntuale la nostra collega Chiara Gaiani, che ringrazio per essersi messa in collegamento con noi. Ci risentiamo più avanti per parlare appunto di stretta attualità e di cronaca. Grazie Chiara. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
E a proposito di vaccinazioni, di tamponi, di code e del famoso Vax Day che è andato in scena ieri, ci spostiamo adesso nel Trevigiano proprio per andare a vedere come è andata la vaccinazione di massa, chiamiamola così, dei bambini, un open day vaccinale per i più piccoli a San Vendemiano che è andato molto bene. Dall'altro lato però si continuano a segnalare casi di code e di lunghe attese. Vediamo. Mi ha fatto un po' male, ma non così tanto. Soddisfatto? Sì, tanto. All'inizio ho avuto un po' di paura, poi però me l'hanno fatto e ho sentito poco o niente. Ma comunque l'importante è che l'ho fatto. E domani si ritorna a scuola? Sì, è una bella cosa perché a me piace andare a scuola. Mostrano con orgoglio il loro attestato di coraggio i piccoli trevigiani che in mattinata sono stati vaccinati per la prima volta al Lab di San Vendemiano, polo scelto dall'ULSS 2 Marca Trevigiana per l'Open Day dedicato alla fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Tanti bambine e bambini accompagnati da genitori che hanno fatto la loro scelta quasi mai a cuor leggero. Prima di tutto l'ho fatto per metterle in sicurezza. Prima di tutto, poi speriamo che questo aiuti a prevenire questo momentaccio, chiamiamolo così, soprattutto per i bambini che ci stanno rimettendo tantissimo a livello scolastico. Per me sembrava giusta per il contatto con noi, con i suoi compagni, che vada sicura all'asilo perché va all'asilo e anche dare a fare attività sportiva, danza. Sia sicura per lei e anche per gli altri bambini. Così sono più sicuri loro, anche noi abbiamo la possibilità di poter andare avanti con le nostre cose e loro con la loro scuola non dover saltare scuola e portare avanti la loro istruzione nel modo più giusto. In campo anche i pediatri di libera scelta, mobilitati da tempo, per loro la vaccinazione è l'unica strada per evitare complicanze di fronte a un contagio comunque dilagante. È stato visto che aumentando l'incidenza dei casi di bambini con Covid aumenta anche il rischio di bambini che poi possono avere complicazioni legate alla malattia. Quindi io credo che sia fondamentale, perché se aumenta tantissimo da un punto di vista statistico, se il numero di contagiati, soprattutto nei bambini, aumentano anche i fattori di rischio per i bambini che sono più fragili, ma anche per quelli che non lo sono, anche per bambini sani che possono avere ricoveri in ospedale con complicazioni. L'altra faccia del rientro in classe sono le lunghe code che si sono formate ai punti tampone, come in zona ex dogana Treviso con il solito serpentone in San Giuseppe o alla zoppa Sarena di Conegliano, dove a metà mattina sono intervenute le forze dell'ordine per decongestionare i flussi, opera di tracciamento che si prepara forse a uno dei mesi più duri dall'inizio della pandemia. E noi ci prendiamo un altro momento di pausa, pochi minuti, e rientriamo con tante altre notizie e tanti altri collegamenti. A fra poco. Ben ritrovati, edizione di Focus TG del 10 gennaio, siamo in diretta per portarvi le notizie dal Veneto e del Veneto, fra poco tanti altri collegamenti, vi dicevo ci sarà un collegamento con Venezia, poi avremo Vicenza, torneremo a Padova, nel frattempo però chiudiamo la parentesi per il momento relativa alla sanità e alle scuole, parliamo di commercio, parliamo di economia, parliamo di ripresa delle attività, di quella che insomma i commercianti, gli esercenti si sperano possa essere una stagione in cui tornare a sorridere, tornare ad avere delle boccate d'ossigeno concrete dopo le difficoltà che ci siamo lasciati alle spalle, che ci dobbiamo ancora in parte lasciare alle spalle dopo questi 2 anni così pesanti di Covid e di restrizioni. Il nuovo decreto legge del governo prevede non solo il Green Pass rafforzato, il cosiddetto Super Green Pass per tante categorie, tanti settori insomma, di cui abbiamo parlato e di cui vi abbiamo dato tutte le specifiche e i dettagli, ma da inizio febbraio anche
per l'accesso a quegli uffici pubblici e privati, fra cui poste, banche, ma anche attività commerciali, escluse quelle insomma essenziali come la vendita al dettaglio degli alimenti e quant'altro. Insomma, per fare un po' di ordine anche su che cosa prevede adesso la normativa e chi dovrà essere munito di Green Pass rafforzato, vediamo questo servizio. Finora erano stati risparmiati dall'estensione del certificato verde, dal 20 gennaio non sarà più così. Green Pass base per i servizi alla persona, vede la voce parrucchiere ed estetiste. Non è il Super Green Pass come era sembrato dalle prime ipotesi dopo la cabina di regia. Le barricate alzate soprattutto da Lega e Movimento 5 Stelle hanno spinto il Consiglio dei Ministri alla decisione più soft. Green Pass semplice per il quale può bastare anche un tampone. Questo però non evita già i primi segnali di protesta. Chat in fibrillazione tra i nostri associati del settore, racconta il presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzoiello. Come l'anno scorso erano stati esclusi dai provvedimenti per poi rientrare nelle restrizioni con un colpo di coda e non comprendono il perché, viste le precauzioni prese nei loro esercizi. Per loro il controllo del Green Pass è una novità e temono disagi logistici e di rapporti con la clientela. Infine, spiega Penzoiello, la loro paura è di alimentare nuovamente l'abusivismo del settore. Nel frattempo, il 1 febbraio, 10 giorni dopo la misura per parrucchiere ed estetiste, il pass semplice sarà esteso a chiunque acceda a pubblici uffici come le poste, ma anche le banche, e poi alle attività commerciali, fuori e dentro i centri commerciali. Sarà un DPCM a breve a stabilire quali siano esentati, fatte salve le attività ritenute essenziali come alimentari al dettaglio, farmacie, tabaccherie ed edicole. Restano fuori però tutti gli altri negozi, come ad esempio l'abbigliamento. Non vediamo particolari problemi per questo, spiega il presidente di Ascom Confcommercio Treviso Federico Capraro. Nei pubblici esercizi come i bar e i locali, il Green Pass base è servito anzi a rafforzare il senso di sicurezza tra titolari e dipendenti, alle prese ogni giorno con la clientela. Certo, resterà una fetta di potenziali acquirenti che non andrà nei negozi, ma la misura era necessaria. Dello stesso parere Penzoiello. In questo periodo di saldi, dice, con più persone negli esercizi commerciali e il rischio di contagio elevato, sapere che il cliente è vaccinato o tamponato è una garanzia di maggiore serenità. E questo weekend ci siamo recati in centro a Bassano proprio per cercare anche di capire come stanno rispondendo le attività commerciali, non solo il mercato, ma anche i negozi a questa ripresa, a questo inizio di 2022, contraddistinto sicuramente dai saldi, ma ancora dalla paura dei contagi. Vediamo. Sabato di mercato, sabato di saldi a Bassano del Grappa, siamo venuti qui in centro per cercare di capire come sta andando in queste giornate di shopping. Ebbene, le voci che abbiamo raccolto sono però discordanti. Se da una parte i negozianti segnalano una importante ripresa negli acquisti, gli ambulanti del mercato invece ci segnalano una situazione pressoché invariata rispetto ai mesi scorsi. Come stanno andando le vendite, l'affluenza di clienti? Beh, diciamo che l'affluenza di gente ce n'è, perché gente che gira per il mercato ce n'è, poi gli affari quello un po' meno, però insomma dai, cerchiamo di portare pazienza e di tenere duro. Poca gente, basta vedere, poca gente, poco lavoro. La gente che gira c'è, però si vede che manca la sostanza praticamente, cioè che non siamo molto, non c'è molto liquido nelle tasche degli italiani, sinceramente. Situazione diversa, come detto, quando dalle bancarelle del mercato ci si sposta nei negozi. Qui segnali di ripresa ci sono. Primi giorni di saldi, come stanno andando le cose? A noi benissimo, perfetto, il negozio è anche di nuovo apertura, quindi siamo contenti, abbiamo fatto una bella stagione e i saldi lo stesso. Gente contenta, soddisfatta, vedo che siete arrivati già al 50%, fino al 50%, quindi siete partiti anche con degli sconti importanti. Sì, abbastanza, sì, è una cosa abbastanza fluida, si parte col 30, 20, poi 50 e vediamo più avanti. Continuiamo a parlare di Green Pass rafforzato, il cosiddetto Super Green Pass, esteso anche ai mezzi pubblici. Perché? Perché siamo collegati con Venezia, siamo collegati con il nostro collega Filippo Fois che ci fa il punto proprio sulla situazione legata
all'arrivo insomma di questa nuova ordinanza, di questo nuovo diktat relativo al Super Green Pass nei mezzi pubblici a Venezia, con una deroga particolare per gli studenti delle isole. Buongiorno Filippo. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, effettivamente probabilmente in poche città l'avvento del Super Green Pass per quello che riguarda il trasporto pubblico è stato dibattuto tanto quanto a Venezia. Questo per il fatto della particolare conformazione della città, per cui ci sono diverse isole della laguna, pensiamo al Lido dove abitano circa 15.000 persone, poi c'è le isole di Murano e di Burano, c'è Pellestrina. In totale saremo almeno sopra i circa 25.000 abitanti, in cui il trasporto pubblico è quasi l'unica soluzione per poter raggiungere un'altra isola. Da questo punto di vista, se qualcuno non ha la disponibilità di una barca privata per recarsi al lavoro oppure per recarsi a scuola, deve obbligatoriamente rimanere a casa. Per questo era stata chiesta una speciale deroga proprio per le isole, se non altro per gli studenti. Il dibattito è stato molto vivace. Da questo punto di vista dobbiamo dire che fino a qualche giorno fa l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, era fermamente per l'obbligo vaccinale e ci aveva detto ai nostri microfoni: chi non ha il vaccino insomma deve aspettare, deve farselo e nel frattempo sta a casa. Il dibattito comunque poi è proseguito anche con manifestazioni, tra l'altro l'assessore è stato tristemente, come succede in questo periodo, preso di mira anche dai Novax, tanto che è scattata anche una denuncia alla Digos. Il dibattito però è proseguito fino a che dal governo è arrivata la fumata bianca per cui gli studenti delle scuole primarie e secondarie possono prendere il vaporetto tranquillamente con il Green Pass normale. Ecco, comunque un Green Pass ci vuole un Green Pass normale, ma il Super Green Pass al momento viene derogato fino credo al 10 di febbraio. Per cui diciamo che su questa vicenda ci si è messi una pezza in attesa poi naturalmente che poi venga esteso a tutti, ma si è voluto dare un lasso di tempo che permettesse ai ritardatari di vaccinarsi. Tra l'altro bisogna notare anche sottolineare come era già avvenuto quando c'era l'obbligo del Green Pass anche normale per i mezzi pubblici, lo scatenarsi di annunci sul web di gente che si offre a dare passaggi alle persone che sono senza Green Pass, per cui barche private che fanno la spola da un'isola all'altra, oppure anche, noi prima non l'abbiamo citata, ma è un'isola piuttosto grossa che è quella della Giudecca, che è divisa da un canale dal resto della città. Anche lì effettivamente abitano tante persone e anche loro hanno bisogno di prendere i mezzi pubblici per spostarsi. Alex. Filippo, invece riguardo all'uso delle mascherine FFP2, insomma i veneziani sono ligi al dovere, rispettano queste procedure e soprattutto anche com'è un po' la situazione legata al recupero, al reperimento delle mascherine, se sai aggiornarci sulla possibilità appunto di trovarle anche a prezzo calmierato. Ma diciamo che dal punto di vista del reperimento non ci sono state grosse difficoltà. Però c'è da dire che la città non è semideserta, purtroppo. Turisti ce ne sono pochi, purtroppo gli abitanti non ci sono più qui. E devo anche raccontare ai nostri telespettatori che qualche polemica da questo punto di vista, che possiamo agganciare alla tua domanda, è stata lanciata da parte dei sindacati dei lavoratori degli alberghi, perché comunque visitatori un po' ce ne sono, a volte può capitare che qualcuno presenti dei sintomi sospetti, per cui vada a farsi il tampone e risulti positivo, a quel punto il turista si fa la quarantena nell'albergo. Certo. Ebbene, sono stati sollevati diversi casi da parte del sindacato di categoria della CGIL di quarantene che non erano così controllate, diciamo, da parte del personale dell'albergo. Probabilmente lo vedrete anche nel nostro telegiornale di questa sera. Per cui diciamo che questo è un fronte ulteriore che si è aperto qui in una città che comunque, anche se ovviamente con tutte le limitazioni del periodo, continua ad avere comunque diversi turisti che vengono anche dagli Stati Uniti d'America, da altri continenti. Insomma, è un flusso che non si è mai fermato del tutto, è molto limitato ma non si è mai fermato del tutto.
E noi ringraziamo Filippo Fois per il suo collegamento, per averci aggiornato della situazione in laguna. Grazie Filippo, tutte le altre notizie nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione. Un'altra piccola pausa pubblicitaria e poi continueremo a tenervi compagnia fino alle 13:30. Restate con noi. Focus TG, ben ritrovati, siamo in diretta, sono le 12:43, abbiamo negli occhi ancora le immagini di una Venezia semideserta, pochissimi turisti, il nostro collega Filippo Fois ci ha parlato anche delle difficoltà legate proprio al mondo degli albergatori e di coloro che lavorano nel settore del turismo. Noi riprendiamo il filone del discorso, il filone delle attività commerciali, della ripresa delle attività economiche. Abbiamo visto poco fa un collegamento, un servizio dove ambulanti e commercianti a Bassano facevano un attimo il punto della situazione di questo inizio 2022, parlando dei saldi, parlando anche delle aspettative. Ma cosa ne pensa la gente? Si sta spendendo di più o di meno rispetto all'anno scorso? Insomma, i veneti sono parsimoniosi oppure si sono lasciati andare a spese folli durante questo periodo di saldi? Vediamo insieme. Un sabato di shopping, un sabato di saldi, cosa avete comprato? Certo, è un sabato diverso, in cui sono iniziati gli sconti e stiamo vedendo cosa possiamo fare anche noi. Abbiamo trovato anche delle buone occasioni, sicuramente. Buone occasioni, quali erano un po' gli obiettivi di questi saldi? Volevo prendermi un giubbotto e l'ho trovato. Per i saldi quest'anno avete un budget? Sì, abbiamo già fatto, abbiamo comprato delle scarpe per lui che gli servivano e basta. Non abbiamo bisogno di niente altro. Abbiamo comprato qualcosa, quello che ci piace, quello che troviamo. Sconti effettivamente concreti o è un po' un'illusione quella dei saldi? Su alcuni negozi sono illusioni, su alcuni veramente ci sono i prezzi sicuramente gonfiati. Ha speso un po' di più del solito? No, non posso permettermela, sono sola. Sono stata oculata stavolta, ecco. Perché diciamo che l'armadio trabocca. Che spese ha fatto? Quanto ha speso? Tutta la 13ª. Abbigliamento, quasi tutto abbigliamento. Sì, scarpe, abbigliamento, borse. Comunque ho visto che i saldi verso giù, sono stata a Firenze, sono molto più appetibili di qua nel Veneto. Ha speso più o meno dell'anno scorso? Più. Come è andato lo shopping oggi? Molto bene, grazie. Saldi comunque reali, concreti? Bene, buoni dai. Per il momento il pane comunque non era scontato. E noi abbiamo intervistato proprio nei giorni scorsi Paolo Lunardi, il presidente del Confcommercio Mandamento di Bassano, ma con lui abbiamo affrontato un discorso a 360 gradi che riguarda le difficoltà appunto che sta attraversando non solo il mondo dei negozi all'interno dei centri storici, quindi delle attività commerciali nei centri storici, ma anche l'economia veneta in generale, che combatte una battaglia, ahimè, ad armi impari contro i colossi dell'e-commerce. Il centro storico muore e con lui anche una parte della storia della città. Bassano del Grappa, meta turistica, punto di riferimento per l'economia locale, zoppica perché affaticata da un cuore che non batte più come una volta. Un centro storico, quello di Bassano, che dimostra di essere in sofferenza. Sono quasi 60 i locali, le attività commerciali chiuse o sfitte. Che cosa si può fare per riaccendere un po' l'economia, la vita del centro storico? Innanzitutto stiamo parlando di un problema che arriva da distante, dall'avvento dei centri commerciali e dalla nascita dell'e-commerce. Un e-commerce rapace dove la vendita e l'acquisto di impulso la fa da padrone. E poi stiamo parlando di un problema grosso come la viabilità.
Oltre al cuore, ferite anche l'anima di un centro che, riguardando le foto di qualche anno fa, sapeva emozionare e raccontare la storia di intere generazioni. Confcommercio lavora da tempo alla digitalizzazione di alcuni aspetti delle aziende, con corsi e supporto costante. Certo che è una gara molto difficile con l'e-commerce, perché l'e-commerce, come sappiamo, hanno dei margini ridottissimi di guadagno, ma nei grandi numeri riescono a fare mercato. La soluzione possibile? Ricalibrarsi e portare alla vendita prodotti che sono turistici e di nicchia. A tutto ciò si aggiungono altri problemi legati alla stretta attualità, come il caro bollette. È un problema grosso per i nostri esercenti. Adesso vediamo dove andremo a parare, ma lo capiremo nel primo semestre. E poi difficoltà nel reperire materie prime e scarsità di personale. Se riusciamo a avere una buona scelta e una buona decisione politica per far ripartire il centro storico, vedo il bicchiere mezzo pieno. Lo shopping natalizio, le spese di inizio anno e adesso i saldi sono un momento cruciale. Che cosa vi aspettate da questa fase? Pensiamo che i saldi che cominciano oggi diano una boccata di ossigeno ai colleghi negozianti. È una speranza, perché da come abbiamo visto nella parte finale dell'anno il Covid l'ha fatto da padrona, e la paura di muoversi piuttosto che spostarsi nei nostri negozi è diventato un problema psicologico. Speriamo bene. Noi, ripeto, ci stiamo leccando le ferite dell'ultima parte dell'anno, perché proprio questo Covid ci ha creato dei grossi problemi. Bisogna puntare dunque sull'artigianalità, sulla specificità dei prodotti per contrastare la grande distribuzione, per contrastare l'e-commerce. La nostra preoccupazione è che, specialmente nel centro storico di Bassano, ma è un problema che hanno tutti i centri storici, è che non diventi soltanto un alveolo di bar, di pubblici esercizi. Secondo il mio punto di vista e della nostra associazione, noi dobbiamo fare in modo, ma proprio a livello politico insieme, trovare le soluzioni possibili affinché i negozi siano di nicchia, dedicati magari anche alle produzioni dell'artigianato del territorio. Insomma, fare in modo di accalappiare il cliente che debba avere la possibilità, dopo un passaggio turistico, di portarsi a casa un prodotto che sia tipico del nostro territorio. La seconda cosa è di incentivare l'apertura di negozi chiusi. Nel centro storico di Bassano, ma parlo anche della cintura stessa di tutto il mandamento, sia la capacità da parte della politica di trovare tutti i sistemi possibili per non avere delle spese fisse talmente alte che non improponibili per un'apertura. Continuiamo nel nostro ping pong fra il parlare delle attività economiche, della ripresa economica e la realtà dei trasporti, dei controlli sul Green Pass rafforzato, della ripresa anche di quella che è la mobilità, perché sono due concetti sicuramente strettamente legati uno all'altro. Noi ci colleghiamo con Vicenza, dove il nostro collega Daniele Garbin, a cui do il nostro buongiorno, sicuramente vedo che è in una zona dove si parlerà di trasporti, si parlerà di mobilità pubblica, trasporto pubblico. Buongiorno Daniele, ben trovato. Buongiorno Alex, eccomi qua. Sì, io in questo momento sono piazzato, in questo momento vi faccio vedere l'autostazione SVT, vi faccio vedere, ecco, abbiamo una squadra proprio questa mattina da un'ora circa, sta facendo dei controlli campione proprio sul quello che è il momento di massima affluenza, proprio dei trasporti legati alle scuole, e quindi adesso in questo momento, se volete, li seguiamo.
avevo cercato proprio l'inquadratura. Assolutamente, seguiamoli pure, a testimonianza insomma che siamo dal vivo. Era un momento critico, ecco, veramente si sono affiancate una pattuglia della polizia locale, quindi 2 agenti più personale SVT, ecco. Se volete, in questo momento, questo è il permesso, potete vedere il momento dei controlli, al momento dell'ingresso, proprio ci sono dei cartelli, ecco, questo è l'utente. Diciamo che... Come stanno andando le cose, Daniele? I ragazzi sono tutti preparati, ecco, non ho assistito a scene, tutti hanno la mascherina convenuta, adesso li state vedendo in questo momento, ecco, proprio muniti. Non è una sorpresa, anzi abbiamo anche provato a fare delle domande a alcuni dei passeggeri e anche capiscono le motivazioni, le difficoltà, però è ben accetto, è anche una salvaguardia della salute. Io non ho visto scene di persone impreparate, sono venute qui già con il cellulare pronto, e anche nei controlli. Solo in un caso un viaggiatore straniero che veniva da Milano non aveva la mascherina e questa cosa ha messo in difficoltà perché sosteneva che a Milano non avesse avuto problemi. Ecco. A parte questo episodio, che è un episodio nel momento in cui sono qui da un'ora circa, la situazione è assolutamente normale. Ovviamente sono preparati che in questo momento, appunto, la pattuglia sono 2 in questo momento che se ne vanno della polizia locale. Vediamo adesso, vi faccio vedere, poi c'è un controllo, una verifica. Un altro controllo in corso, a testimonianza dell'attenzione insomma che si ha nel e per il rispetto delle regole. Daniele, l'affluenza di utenti, di studenti o comunque persone che scelgono i mezzi pubblici è tanta, oppure in questo momento particolare in cui insomma i contagi sono in salita, gli studenti magari preferiscono spostarsi autonomamente con la propria macchina, la macchina dei genitori, magari sfruttando qualche passaggio? Vedi tanti ragazzi in giro? Sì, in questo momento diciamo non quello che magari era abituato a vedere, per sincerità. Non so se sia l'orario, l'inizio, magari anche le scuole. Sappiamo, abbiamo fatto anche una intervista con l'assessore Toglio questa mattina all'apertura, e quindi magari c'è poca affluenza. Però in questo momento forse è così come sensazione, perché poi i dati, sono d'accordo, arriveranno nel tardo pomeriggio, vediamo se riusciremo ad aggiornare in tempo per stasera. Comunque c'è un calo, c'è un minor traffico, proprio a livello percettivo è la sensazione che ti restituisco. Alex, effettivamente, probabilmente come dicevi tu, hanno trovato in qualche modo, quelli che non sono presenti, di raggiungere la scuola con mezzi propri alternativi. Per le strade non vedo traffico particolare, comunque questo comincia a essere l'orario di punta, per cui probabilmente da qui nella prossima ora potrebbe solitamente scatenarsi. Ecco. Continueremo a monitorare la situazione. Ringrazio Daniele Garbin per il suo collegamento, sempre sul pezzo. E allora noi, avendo parlato di trasporto pubblico, di mobilità, andiamo a toccare altri 2 argomenti. Uno, spostandoci poi sempre nel Vicentino per cercare di capire se appunto anche gli adulti e non solo i ragazzi rispettano le regole e le normative, ma prima ancora andiamo a fare un po' di chiarezza sull'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 e su, anche qui, il tema caldo del prezzo calmierato, dei famosi 75 centesimi a cui i negozianti, i venditori, i farmacisti dovrebbero e dovranno adeguarsi nella vendita di queste mascherine, di questi strumenti per la protezione individuale. Vediamo insieme. In prima linea contro Omicron, la variante più contagiosa di sempre, si combatte armati di alcol per sciogliere il virus e indossando un giubbotto antiproiettile chiamato mascherina per respingere gli assalti invisibili del Covid. Le FFP2, nome in codice che significa facciali filtranti, diventano obbligatorie per decreto in diverse occasioni, sui mezzi di trasporto, nelle sale teatrali, in quelle cinematografiche, negli eventi e durante le competizioni sportive. Il governo ha decretato anche un prezzo calmierato su base volontaria da parte di farmacie, parafarmacie e sanitarie di 75 centesimi a mascherina, e questo non si direbbe, ma può essere un problema.
Significa in questo momento poter fornire solo alcune tipologie di mascherine, soprattutto mascherine di produzione non nazionale, quindi di produzione estera, mascherine turche o mascherine cinesi, perché alcune aziende italiane che producono FFP2 attualmente sono in difficoltà a fornire un prodotto che possa essere venduto al prezzo calmierato di 0,75. Eppure molti cittadini vorrebbero una mascherina italiana per diversi motivi. In questo momento le mascherine di produzione italiana non si riescono a trovare con un prezzo calmierato. È vero che tantissimi clienti ci chiedono la mascherina di produzione italiana perché tengono al marchio italiano e tengono molto al fatto che siano prodotti in Italia, vogliono sostenere il mercato italiano, la produzione italiana. Paradossalmente invece è proprio il governo italiano che col prezzo calmierato non agevola il Made in Italy, con tante aziende impegnate nella fabbricazione di mascherine che dopo aver assunto personale e aver aperto linee di produzione ora si trovano in difficoltà. Si sostiene meno il Made in Italy, non si vendono attualmente mascherine italiane, si vendono esclusivamente mascherine di produzione straniera. Siccome la partecipazione è a base volontaria, quindi l'adesione è a base volontaria sul prezzo calmierato, pensiamo di proporre le mascherine di produzione italiana non a prezzo calmierato, questo per poter sostenere il nostro mercato. Insomma, il decreto di Natale era già entrato in vigore da tempo, con l'obbligo appunto di indossare mascherine FFP2 anche su autobus, abbiamo visto, e treni. Siamo andati nei giorni scorsi a sentire, testare un po' la situazione in giro per il Vicentino, scoprendo che effettivamente quasi tutti sono ligi al dovere e rispettano le regole. Lei se la sta mettendo adesso, quindi un treno o autobus? Treno. Quindi era già preparato, se l'hai comprata prima ce l'aveva già? Ne ho due, tre ne ho in tasca, guarda. Ecco, questa per le cose rilassanti, questa per le cose impegnative. Treno? Milano Centrale. Quindi era preparato? Tutto preparato. Dentro ci sono stati controlli? Controlli efficaci, tutto. Ci sono stati dei disguidi, ma risolti in modo celere. Avevano tutti la FFP2? 2 o 3 no. Eravate preparati? Sì, assolutamente. L'avete comprata all'ultimo, ce l'avevate già a casa? No, ce l'avevamo già a casa. Abbiamo preso un po' di pacchi così da tenere di scorta. Respirare dà un po' fastidio, però si fa, nel senso, se serve. Siete dotati di mascherina FFP2? No, solo questa qua. E lei deve prendere il treno? Sì. E come fa senza? Non sapevo che c'era la FP2. C'è l'obbligo adesso. Sono contento. Vediamo cosa dicono. Ho mandato mia figlia che arriva da Bologna con la mascherina FFP2, quindi tutto a posto. Un'altra piccola pausa, 120 secondi e torniamo qui con voi per tutte le altre notizie. (13:03) puntuali, rieccoci qui con l'informazione dal Veneto e del Veneto. Vi terremo compagnia per un'altra mezz'oretta. Abbiamo tanti collegamenti, tanta cronaca, tanta attualità, però per chi si fosse messo così in visione solo adesso, riepiloghiamo brevemente l'ultimo report che ci ha fornito Azienda Zero. È il report di questa mattina che fa riferimento alle variazioni rispetto alla mattinata di ieri, quindi delle ultime 24 ore. In Veneto si segnalano 7.492 nuovi contagi, il delta delle terapie intensive fa segnare un dato incoraggiante, confortante, un -5, quindi ci sono 5 terapie intensive in meno.
30 i ricoveri in area, diciamo, non intensiva, in più rispetto alle ultime 24 ore e segnaliamo, ahimè, un dato che ci rattrista ogni volta che dobbiamo, insomma, commentarlo e proporvelo, quello dei decessi, quindi 23 decessi rispetto ai dati delle ultime 24 ore. Come detto, però, adesso ci spostiamo a Padova per un altro collegamento in diretta con il nostro collega Guido Barbato. Perché? Perché non solo andiamo a parlare di cronaca, ma ci sono anche degli aggiornamenti anche qui sul mondo delle scuole. Guido, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Giornata ovviamente molto attesa a scuola e soprattutto in base anche ai dati della scuola, delle presenze. Si attendeva di capire che cosa se ci fossero stati strascichi dopo le vacanze di Natale. Qualche strascico c'è stato, adesso alle mie spalle vedete siamo in piena periferia di Padova, zona sud dentro i confini comunali, quartiere cosiddetto del Basso Isonzo, istituto comprensivo numero 9 Antonio Vivaldi. La dirigente, la professoressa Concetta Ferrara, ci ha appena aggiornato sui dati delle presenze di quest'oggi. Su 1180 studenti e 200 persone che lavorano in questi 6 plessi scolastici che fanno parte di questo istituto comprensivo, abbiamo avuto stamattina un tasso di assenze del 20%, così ci ha comunicato appunto la professoressa Ferrara. Alla mia domanda, una percentuale che si aspettava, la dirigente ha detto sì, perché purtroppo succede, ed ha approfittato dell'occasione di fare un appello al nostro microfono che sentirete questa sera nel telegiornale di Telenord-Est, in cui ha detto faccio appello ai genitori, evitate il superfluo per i vostri figli, tipo i pigiama party, esatto, i ritrovi mangerecci, soprattutto insomma se i ragazzi cominciano a essere tanti di numero. Questo è l'appello, probabilmente bisogna darle ragione sulla base anche dei dati che lei ha registrato oggi nella sua popolazione scolastica e anche in quella del personale sia docente che ATA, che in questo istituto comprensivo è di circa 200 persone, quindi oggi le assenze erano all'incirca di 40 unità. Cifre che fanno pensare, insomma. Assolutamente, è un dato su cui riflettere e che sicuramente poi andrete ad approfondire nel corso dell'edizione poi serale dell'informazione con i nostri telegiornali. Guido, invece per quello che riguarda cronaca, che cosa ci dici da Padova? Posso dirvi che è una notizia, c'è un aggiornamento della situazione su quella sparatoria piuttosto misteriosa che c'è stata sabato sera a Sant'Angelo di Piove di Sacco, nella frazione di Celeseo, in cui appunto un uomo di 48 anni, Manuele Ferrato, ha appunto denunciato il fatto di essere stato colpito a una gamba da un colpo di pistola. Secondo così le prime indagini dei carabinieri, probabilmente però questo ovviamente siamo ancora in attesa di avere delle certezze, all'uomo è partito un colpo da una pistola che portava alla cintura. Un suo conoscente, un 33enne di Piove di Sacco, ha diciamo forse voluto un po' deviare l'attenzione degli inquirenti su questo fatto, perché queste pistole erano detenute abusivamente, a quanto sembra. Perciò quello che se poteva essere in un primo tempo un agguato, una sparatoria insomma, di una persona contro un'altra persona, probabilmente si risolverà così. Sia il ferito che il suo amico che ha tentato così di coprire questa realtà, ha fatto appunto a quanto pare 2 armi da fuoco in possesso di Ferrato, sono al momento denunciati appunto per porto abusivo di armi di uso comune, perché le armi non erano denunciate. Comunque, se volete dare un'occhiata, abbiamo confezionato un rapido servizio per il nostro Focus TG. E allora dopo vedremo il tuo contributo, assolutamente. Nel frattempo io ti ringrazio Guido per essere stato in nostra compagnia, per averci aggiornato in maniera puntuale e tempestiva sia sulla situazione scuole che sui fatti di cronaca a Padova. Torneremo a collegarci con Padova più avanti, adesso però dobbiamo lasciare un attimo spazio ad altri ladri in azione, ad altri fatti di cronaca, questa volta nel Trevigiano, ladri scatenati, ladri che insomma, continuano a mietere paura e
incertezza. Vediamo insieme proprio il servizio e poi insomma continuiamo a parlare di cronaca e di attualità. Ladri scatenati. Ho dormito, dopo ci ho messo un pochettino, ma ovviamente tenere gli occhi aperti e sapere che in quella stanza sono entrate delle persone che non sai chi sono, non ti fa dormire tranquillo sicuramente. È stata una notte insonne per una giovane coppia residente in via Malviste a Cendon di Silea, dove a interrompere e costringere alla fuga i ladri è stato con ogni probabilità l'arrivo in auto della proprietaria di casa verso le 18:30 di rientro da un pomeriggio di spesa. A indicare il passaggio dei ladri inizialmente sono le finestre aperte in cucina e in bagno al piano terra, ma il momento di maggiore tensione è quando la donna decide di salire le scale fingendo di avere delle armi in casa. C'era mia zia insieme alla mia bambina di 3 anni e mezzo e ho inscenato praticamente una sorta di spavento, ho cercato di spaventarli in qualche modo per capire se ancora c'era qualcuno all'interno dell'abitazione, ma non ho sentito alcun rumore, al che sono salita al piano di sopra e lì ovviamente ho trovato la sorpresa in camera. E ho trovato un quadro smontato, quindi tolto dalla parete, dove presumo pensassero ci fosse una cassaforte, un portagioielli, un portagioia aperto dove hanno portato via 3 anelli d'oro. Immediata la segnalazione ai carabinieri, nel frattempo arriva anche il compagno che accanto ad un parente cerca di capirne un po' di più. Abbiamo fatto un giro esterno della casa dove si vedono proprio le impronte e l'impronta che vanno verso i campi, insomma, e vedi proprio l'impronta che va fuori e anche l'impronta che comunque sono da dove sono entrati. Si vede proprio che vanno verso i campi, che poi hanno molte vie di fuga perché hanno sia la Treviso Mare che anche di nuovo la nostra via da dove possono uscire, insomma, è tutto aperto. Ma il sabato sera è stato movimentato anche in altre parti della Marca. 2 furti e un tentativo sono stati denunciati regolarmente ai carabinieri sul Terraglio tra Mogliano e Preganziol. Diverse le segnalazioni rimbalzate poi sulla pagina social, furti in corso da San Cipriano a Istrana. Complici il weekend di rientro dalle vacanze e il trambusto post festività, l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Furti e problemi legati alla sicurezza anche a Vicenza, perché continua a far rumore l'aggressione che ha subito un carabiniere nel parcheggio del centro commerciale Palladio. Si sono mosse non solo la politica ma anche l'opinione pubblica. Vediamo insieme. Sotto assedio, il centro commerciale Palladio lancia l'SOS. Da anni alcune famiglie nomadi vivono in camper fermi sulla strada padana verso Padova. Spesso stazionano con i loro camper o dietro questi cartelloni pubblicitari fronte strada o anche alle volte sempre sulla statale di fronte all'ingresso nostro principale. Ci sporcano i bagni, fanno dei piccoli furti, danno fastidio alla clientela, insomma non è accettabile. Vicino ai camper, ai margini del parcheggio del centro commerciale, la sporcizia, il degrado, ma non solo. Ogni giorno succede qualcosa, dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego, aiutateci e rapidamente, grazie. È il 4 gennaio quando un carabiniere fuori servizio nel parcheggio del centro commerciale nota alcuni ragazzi intenti a forzare un furgone. Interviene, si rivela, dice di essere un militare, ma per tutta risposta viene aggredito. Lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Dopo il servizio di Rete Veneta abbiamo preso dei fatti accaduti. La polizia locale, per quanto di competenza, è a disposizione del centro Palladio per ogni tipo di intervento qualora ve ne sia la necessità. Possiamo intervenire per ogni qualvolta chiamati per far rimuovere anche coattivamente i mezzi qualora questi non si allontanano spontaneamente, grazie anche all'ordinanza che vieta il bivacco e soprattutto lo stazionamento dei camper in quella zona. Basta che i responsabili del centro chiamino per un intervento ovviamente in tempi rapidi. Ecco direttore, questa era la risposta del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, al suo appello. Noi di Rete Veneta, fedeli alla nostra missione, abbiamo portato la sua voce, quella dei suoi clienti e dei cittadini di Vicenza che abitano in questa zona. Grazie mille Carlo, sono molto contento
contento della risposta del dottor Rucco, è stato veramente chiaro e disponibile. Dopo il servizio di Rete Veneta l'ho incontrato anche fisicamente, quindi ci siamo chiariti e siamo arrivati appunto a una collaborazione che adesso sicuramente troverà spazio sul campo. Benissimo, ha sentito il sindaco di Vicenza, ha promesso che aumenterà i pattugliamenti qui nella zona circostante il centro commerciale, però ha invitato anche la direzione, quindi lei, a contattare la polizia locale nel caso in cui ci siano dei camper che stazionano nella zona violando l'ordinanza antidegrado. Assolutamente corretto, quindi staremo molto attenti e ho già sensibilizzato i ragazzi della sicurezza ma anche i nostri stessi operatori a tenere monitorata la situazione, di porre un po' di maggiore attenzione a cosa succede al di fuori della nostra struttura affinché appunto in caso di necessità possiamo chiamare direttamente la polizia municipale. Io credo che in questo modo, assieme al sindaco e anche a quello che sarà il nostro atteggiamento, riusciremo a risolvere il problema. Benissimo, anche noi di Rete Veneta ovviamente monitoreremo la situazione, torneremo per verificare che le cose vadano meglio, quindi come avete capito la questione non finisce qui ma continua. E problematiche legate alla sicurezza che si diffondono un po' a macchia di leopardo in tutta la regione. Adesso andiamo a vedere che cosa è successa l'altra notte al Covid Point di Dosson, dove un vero e proprio raid vandalico ha lasciato il segno. Ho visto dei vetri rotti per terra, le finestre rotte e che mancavano le transenne, come adesso può vedere che le abbiamo raccolte su dal fosso. Tutto qua. Questo a che ora? Questa mattina alle 7:15. Quindi lei è stato il primo ad arrivare? Ad arrivare e vedere che avevano effettivamente fatto dei danni abbastanza importanti. È Luca Callegari, vigilante della Vis Group di Montebelluna, a lanciare l'allarme poco prima dell'apertura del Covid Point qui in zona industriale a Casier, dove per qualcuno è stata un'autentica notte di follia. A dimostrarlo i vetri rotti del container adibito ad accettazione, la serratura forzata e ancora le transenne gettate in un fosso vicino, un atto certamente non realizzabile da una sola persona. Probabilmente saranno state almeno 4-5 persone. Tutto qua. A sparire letteralmente anche i cartelli di indicazione del Covid Point, una mancanza che in un primo momento ha spaesato gli stessi utenti. La gente sì, era un po' preoccupata, abbiamo dovuto mettere le macchine di traverso qua in ingresso, quindi ci sono fatti un po' di domande all'inizio. Poi con calma abbiamo cercato di spiegare la situazione e per fortuna hanno capito tutti quanti la situazione e sono stati più che ragionevoli nei nostri confronti. Vigilanti e volontari che prima hanno chiamato i carabinieri, poi si sono messi subito all'opera. Vetri rotti, pezzi di plastica, maniglie distrutte in mezzo alla strada. Abbiamo dovuto ripulire in fretta per appunto far entrare la gente a farsi il tampone stamattina. Sul posto anche il sindaco Renzo Carraretto, convinto che si tratti di un gesto vandalico puro e non di un atto di matrice Novax, anche se su questo stanno indagando i carabinieri che per il momento non escludono alcune ipotesi. Nessuna rivendicazione comunque è stata fatta nel corso della giornata. Se fosse un vandalismo provocato per poter in qualche modo danneggiare il sistema, di certo credo che non si vada su un punto tamponi, perché potrebbe essere quello vaccinale, ma un punto tamponi anche no, perché i tamponi sappiamo che è una necessità per tutti. L'attenzione degli inquirenti ora si concentra sulla videosorveglianza della zona. Diciamo che qui vicino, come si vede essendo una zona industriale, telecamere ci sono, sia a livello privato delle industrie, sia a livello anche un po' di sorveglianza della strada. E dunque adesso cercheremo di appurare il tutto e vedere se riusciamo a capire i movimenti che ci sono stati questa notte. Primo cittadino che si rivolge anche agli autori e già studia una possibile sanzione. Ripristinare quello che si rompe e che rompono, andare a ripristinarlo, ma con mani, non con mezzi o con attrezzatura, ma con le mani stesse. Andare a ripristinare e metterci anche qualche soldino per ripristinare, così si fa presto a capire la fatica per mantenere l'ordine che c'è. Non si tratta di ladri, non si tratta di vandali in senso stretto, ma di maleducati, quelli che sono andati a praticamente oltraggiare il sacrario di Cimagrappa, dove qualcuno si è divertito a sciare sulla neve fresca che si era proprio depositata sul sacrario. Scene e immagini che hanno sollevato l'indignazione del web. Vediamo.
Il Monte Grappa è ora una riserva della biodiversità dell'UNESCO, ma sembra che il nuovo status del massiccio non abbia cambiato l'atteggiamento di alcuni verso la storia di quei luoghi e il sacrificio di chi ha dato la vita per un ideale poco più di un secolo fa. Nelle scorse ore sono apparse sui social che trattano delle faccende del massiccio foto che segnalano inequivocabilmente l'uso di una parte del sacrario coperta dalla neve come rampa di discesa per sciatori. L'immagine ha fatto subito il giro del web ed è stata quindi rimossa, ma fra gli amanti della montagna si è accesa una fortissima polemica per quello che è solamente l'ultimo segno di una mancanza di rispetto per un luogo sacro. Solo qualche tempo fa qualcuno era stato fotografato mentre scendeva con lo snowboard dalla zona del sacrario e parecchie famiglie erano state allontanate in seguito dai militari perché avevano trasformato l'area in un parco giochi sulla neve. Per non parlare della sigaretta infilata dai soliti ignoti fra le dita del bambinello in braccio alla Madonnina di Cimagrappa. Insomma, il massiccio sarà anche una riserva dell'UNESCO e un luogo sacro dove riposano decine di migliaia di combattenti. Ma per quanto siano strette le maglie dell'educazione e del rispetto, qualche granello passa sempre ed è sempre un peccato. Come promesso, ritorniamo a Padova, dove ritroviamo con piacere la nostra collega Chiara Gaiani. Chiara, so che sarai impegnata oggi pomeriggio perché, se non sbaglio, a Padova è atteso il ministro Gelmini. Sì, ti confermo Alex, torno a salutare tutti i nostri telespettatori. Alle 16 al Teatro Verdi di Padova fa tappa il tour Italia Domani, questo tour voluto dal governo per spiegare ai cittadini, alle amministrazioni ma anche ai cittadini e alle associazioni come saranno usati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il Veneto sono destinati 876 milioni di euro, oltre al Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Al Teatro Verdi è atteso anche il consulente del governo, l'economista Francesco Giavazzi. Ad accoglierli ci saranno il sindaco di Padova Sergio Giordani e la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli. Ma di questi 876 milioni di euro 267, scusate, è stato già diffuso un primo riparto, ve lo illustro brevemente, lo sto di fatto guardando con voi. 230 milioni di euro andranno al trasporto rapido di massa. Questa è una voce molto importante, soprattutto per la città di Padova, dove sappiamo è in corso il ridisegno della città attraverso le nuove linee del tram, e questa è una notizia anche importante per quanto riguarda il futuro ospedale che sorgerà nella zona di Padova Est, perché pensate, a completamento dei lavori è previsto un collegamento da Piazza Garibaldi, ci troviamo quindi proprio nel centro storico della città, a San Lazzaro ogni 3 minuti. Questa quindi è una cosa molto importante per i cittadini, ma è anche una notizia molto importante per tutti i cittadini del Veneto, perché sappiamo quale sia la rilevanza dell'ospedale Università di Padova per tutta la regione. Si parla ovviamente con questi fondi anche di alta velocità, il tratta di collegamento da Vicenza a Padova, poi si parla di edilizia residenziale e ci saranno investimenti anche sui porti o sulle infrastrutture idriche, anche qui una cifra molto importante, 93 milioni di euro. Ma non è l'unico appuntamento per il ministro Gelmini oggi a Padova, perché prima dell'incontro che inizierà appunto a metà pomeriggio al Teatro Verdi avrà un altro incontro con il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, per parlare di quella che è una rivolta da parte dei comuni del Veneto. La Lega ha presentato in queste ore la prima mozione al Parlamento dell'anno. Parliamo di un altro bando, il bando per le periferie. Sono solo 7 i comuni del Veneto che sono stati ammessi a questo bando. C'erano oltre 200 progetti pronti, 50 comuni interessati. Il sindaco di Treviso, come rappresentante di tutti i sindaci, si sta facendo carico di presentare la sua voce al governo, e sicuramente qualche prima notizia su come si muoverà il governo ce la potremo avere oggi pomeriggio da questo incontro, un quarto d'ora circa, previsto tra lui e il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. E allora grazie Chiara Gaiani, grazie per
la tua precisione, il tuo collegamento. Approfondiremo anche questo tema, anche questo argomento nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione. 13:23, manca una manciata di minuti in questa appendice finale di Focus TG. Andiamo a parlare un po' di altri argomenti, sempre però strettamente legati alla situazione attuale. Diamo spazio allo sport perché entrano in vigore proprio da oggi le nuove regole per i campionati dilettantistici di calcio. Questo vuol dire che a meno di altre variazioni, altri cambiamenti, a partire da oggi potranno allenarsi e disputare partite ufficiali e non ufficiali solo giocatori in possesso del Super Green Pass oppure guariti dal Covid, quindi dai 12 anni in su, praticamente vaccinati o guariti. Gli altri rimangono fermi al palo. Vediamo il servizio. Campionati dilettantistici fermi, e questo si sapeva. Quello che invece è poco chiaro riguarda le regole da seguire a partire dal 10 gennaio per allenamenti, ripresa dell'attività e accesso allo stadio. A fare chiarezza ci pensa il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti del Veneto, Patrick Pitton. In attesa delle linee guida e dell'aggiornamento del protocollo della FIGC, calcisticamente non ci saranno differenze tra zona bianca, gialla e arancione. Il principio base è uno: gioca, si allena e entra nell'impianto sportivo solo chi ha il Green Pass rafforzato, quindi vaccino o guarigione dal Covid. Il tampone dunque non è più valido. Green Pass rafforzato per allenatori, dirigenti, volontari e collaboratori, così come per l'accesso agli spogliatoi e alle docce. La presenza del pubblico sarà consentita in maniera ridotta e solo, anche in questo caso, ai possessori del Green Pass rafforzato con obbligo di indossare mascherina FFP2. Regole e limitazioni che non si applicano ai minori di 12 anni. I comitati regionali hanno espresso perplessità in merito all'obbligatorietà del Green Pass rafforzato per gli over 12, che causerebbe di sicuro una defezione di praticanti. Intanto buone notizie per quanto riguarda i tempi d'attesa post guarigione al fine di ottenere l'ok medico al ritorno in campo. Gli asintomatici guariti dal Covid non dovranno aspettare più 30 giorni, ma solo una settimana. E a proposito di dodicenni, è proprio un dodicenne della provincia di Venezia il nuovo alfiere della Repubblica, premiato dal presidente Mattarella. Vediamo. Mi sono preso cura di lui perché mi sembrava giusto, perché quelle cose che lui avrebbe fatto per me, se fosse stato bene, io adesso avrei dovuto farle per lui. Mattia Piccoli ha 12 anni ed è già alfiere della Repubblica Italiana, un riconoscimento conferito dal presidente Mattarella in persona per l'aiuto che ha offerto e continua ad offrire al Papa Paolo, al quale i sintomi di Alzheimer precoce cominciarono a manifestarsi all'età di 40 anni. Ci raccontiamo un po' come va la giornata, lui dice sempre che ci vuole bene, che vorrebbe essere a casa con noi e fa male vederlo lì, però... Mattia è apparso in diretta nel nostro notiziario assieme alla mamma Michela, che ha raccontato come ha aiutato i due figli a convivere e ad accettare la malattia del papà. Li ho presi un po' per mano, e uno in un modo, uno in un altro, ovviamente, perché avendo età differenti ho iniziato un po' a raccontare di cosa soffriva il papà, che c'erano queste problematiche, ma che nonostante tutto il papà, anche se non stava bene, gli avrebbe sempre voluto lo stesso identico bene di prima. Nel 2019 Paolo, che ora è ospite di una struttura residenziale, era intervenuto ai nostri microfoni per raccontare la sua storia, le sue paure. Mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno. E ho sempre paura comunque di non essere a livello, a stare vivo.
Io spero che questa rinnovata notorietà possa portare a riconoscimento innanzitutto alla figura del caregiver che si occupa delle persone malate, che a volte è chiuso nel suo guscio e non sa neanche come fare per chiedere aiuto. Quindi mi auguro che le istituzioni possano veramente pensare di dare il giusto sostegno a questa figura e soprattutto che la malattia neurodegenerativa, neurologica venga equiparata alle altre malattie. Abbiamo aperto questa edizione di Focus TG con il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ci parlava dei problemi della sanità, della disorganizzazione nell'ULSS 7 Pedemontana. Ebbene, chiudiamo questa edizione tornando a parlare di sanità con l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin, che ci fa il punto su un'altra emergenza, quella dei medici di base. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Diamo la possibilità di alzare da 1.500 a 1.800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia, occupando nelle USCA altre 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA. Prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora. Abbiamo portato a questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada. Il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN all'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. Per questa edizione di Focus TG è tutto, non mi resta che darvi appuntamento alle edizioni serali della nostra informazione con i nostri telegiornali. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e buon pomeriggio a tutti.